nel pomeriggio in centro a Santo Stefano di Cadore, automobilista travolge una famiglia di turisti veneziani in passeggiata, muoiono un papà, il figlio di 2 anni e la nonna. Resta alto l'allarme per la movida violenta a Venezia dopo l'accoltellamento e il pestaggio di sabato notte a Rialto. Il comune chiede la collaborazione dei locali. Prosegue il contrasto ai borseggiatori da parte della Questura di Venezia con incremento di nuovi agenti, fermate 9 persone, 7 uomini e 2 donne. Scontro frontale questa mattina a Fossotra, un'auto guidata da un anziano in tir, grave un ragazzo di 15 anni trasportato all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. Il futuro dei lavoratori delle società che hanno realizzato il MOSE al centro di un vertice in prefettura, preoccupare le conseguenze di una possibile fusione e della messa sul mercato di Tethys. L'inverno demografico del Veneto che non fa figli, la stima del rapporto statistico della nostra regione è di 1 milione di abitanti in meno nel 2050. Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Parco di San Giuliano di Mestre, già esauriti tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione, imponente il piano di sicurezza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Santo Stefano di Cadore, nel cuore del Comelico, per la tragedia che si è consumata nel pomeriggio. Una famiglia di veneziani è stata travolta da un'auto, sono morti in 3, ma ci aggiorna in diretta la nostra Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Buonasera Christian, così come hai detto tu, un incidente spaventoso e violento dalle conseguenze gravissime che a memoria non si ricorda in provincia di Belluno. Una intera famiglia di villeggianti residenti a Mestre in vacanza nella loro casa di Santo Stefano di Cadore, mamma, papà e 2 bambini insieme ai nonni, è stata travolta da un Audi in via Udine, la strada che attraversa Santo Stefano in pieno centro. Il dramma si è consumato attorno alle 15:30 di questo pomeriggio, il bilancio è di 3 morti, un bambino di 2 anni soccorso in condizioni disperate dall'elicottero del SUEM che ha tentato un volo della speranza verso l'ospedale di Belluno, risultato purtroppo vano. Il papà del piccolo e la nonna. La mamma è rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore, dove è trattenuto per accertamenti anche il nonno, miracolosamente illeso ma colto da un malore subito dopo l'incidente. All'ospedale sotto shock e con lesioni anche la conducente dell'Audi, una 30enne Audi con targa tedesca. L'incidente è accaduto di fronte a numerosi testimoni perché in quei frangenti della chiesa che si affaccia su via Udine si stava celebrando un funerale e tempestive perciò sono state le richieste di soccorso che hanno fatto arrivare a Santo Stefano di Cadore il SUEM con l'elicottero, un'ambulanza, un'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri presente anche per un sopralluogo il comandante del reparto operativo del comando provinciale di Belluno. La strada regionale 355 che attraversa Santo Stefano di Cadore è chiusa al traffico, in questo momento è ancora chiusa al traffico, l'area è completamente isolata e un'equipe medica è operativa sul posto per la gestione dell'emergenza dal punto di vista sanitario. Per la ricostruzione della dinamica invece stanno operando i carabinieri. Pochi minuti fa è arrivato il cordoglio personale e istituzionale del Presidente della Regione Luca Zaia per la tragedia che ha colpito una famiglia e un'intera comunità. Christian. Grazie Tiziana, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. Ovviamente torneremo a collegarci con te nel corso delle prossime edizioni. Grazie anche a Stefano Bozzi per le immagini in tempo reale da Santo Stefano di Cadore, dove per l'appunto si è consumata questa tragedia. Tra l'altro preceduta in mattinata da uno scontro frontale a Fossotra, un'auto guidata da un anziano e un tir grave, un ragazzo di 15 anni. Un 15enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Fossò, al confine con Campoverardo, frazione di Camponogara. Era a bordo dell'auto guidata dal nonno, che forse a causa di un malore avrebbe sbandato scontrandosi con un camion che trasportava merci. In auto c'era anche un'altra nipote. Il 15enne è stato portato via con l'elisoccorso nell'ospedale di Padova, mentre gli altri feriti sono stati assistiti dalle ambulanze giunte sul posto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale che sta ricostruendo la dinamica.
Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti per liberare i passeggeri dalle lamiere. La strada, a tenuta non ottimale per la pioggia, è anche leggermente in discesa, quindi questo potrebbe aver complicato ulteriormente la situazione. Andiamo adesso a Venezia, città dove resta alta l'allerta per la movida violenta. L'indagine per lesioni è aperta e i responsabili del pestaggio con accoltellamento in campo Bellavienna in corso di identificazione. Per ora resta il bilancio di 2 feriti, entrambi militari statunitensi, un 22enne accoltellato alla schiena e ancora ricoverato all'ospedale e un 24enne pestato a sangue con diverse lesioni da un gruppo composto da una decina di persone. Diciamo che dopo l'intervento della polizia massiccio su Santa Margherita ha risolto il problema dello spaccio, un po' queste persone si sono spostate nella zona rialtina. È un problema che sta gestendo la polizia e quindi noi siamo a cercare di aiutare, insomma, le operazioni. Non è il primo accoltellamento di quest'anno nella movida di Rialto. Qualche mese fa era toccato all'addetto al servizio d'ordine di un locale, mentre appena la settimana scorsa una ragazza letteralmente presa a bastonate assieme al fidanzato aveva rimediato un trauma cranico con 5 punti di sutura. Questo filmato, girato l'estate scorsa, rappresenta una testimonianza di ciò che può accadere il sabato sera nel cuore di Venezia. Ogni volta questa amministrazione continua a dichiarare che ha assunto nuovi vigili, che c'è più sicurezza, ma in realtà la città, non solo appunto la terraferma che abbiamo visto in questi anni dove è aumentata lo spaccio, la violenza eccetera, ma anche la città d'acqua che invece fino ad ora è sempre stato un luogo tranquillo, insomma, e senza questi episodi. La lotta ai disordini e al baccano notturno, secondo il Comune, deve passare anche attraverso la collaborazione attiva degli esercenti dei locali della movida. Quello che noi vogliamo fare è cercare di responsabilizzare le attività con l'utilizzo dei buttafuori privati e questo patto deve essere un patto che funziona. Se non funziona interveniamo noi con le chiusure anticipate, cosa che non vogliamo fare e noi proviamo, insomma, a trovare la soluzione mediana. Intanto proprio a Venezia prosegue il contrasto ai borseggiatori da parte della Questura con l'incremento di agenti. Sono stati fermati altri 9 soggetti. Durante un'attività di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della Questura di Venezia hanno intercettato e fermato altri 9 soggetti, 7 donne e 2 uomini, i quali non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza all'interno della stazione o nei pressi del terminal di Piazzale Roma, non essendo in possesso di titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano. Accompagnati in questura per i successivi accertamenti, all'esito il questore Mascio Pinto ha erogato 3 fogli di via obbligatori che si aggiungono ai 7 erogati nel corso della scorsa operazione, nonché un ulteriore aggravamento delle misure di prevenzione e di interdizione per altri 2 controllati. La cronaca sindacale, il futuro di lavoratori delle società che hanno realizzato il MOSE al centro di un vertice in prefettura a Venezia, a preoccupare le conseguenze di una possibile fusione tra CVN e Comar e della messa sul mercato di Tethys. Quanti posti di lavoro sono in ballo? Sono 200 posti di lavoro tra le 3 società. L'età media è circa 50 anni di età, la media, e quindi siamo ovviamente troppo giovani per la pensione e siamo troppo vecchi per essere immessi sul mercato del lavoro. In presidio in campo San Maurizio, a 2 passi dalla prefettura, i lavoratori del sistema MOSE attendono rassicurazioni sul proprio futuro lavorativo, dopo le notizie sull'incorporazione di Comar nel consorzio Venezia Nuova e la cessione sul mercato di Tethys. Abbiamo fatto una richiesta di incontro nel marzo di quest'anno al Ministero dei Trasporti, al Ministro Salvini, richiesta alla quale non vi è stata nessuna risposta, nessun riscontro e per questo siamo giunti ad oggi alla richiesta all'incontro con la Prefettura. I rappresentanti sindacali escono dalla Prefettura dopo un vertice col prefetto Michele Di Bari, cui hanno partecipato tra gli altri il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova Massimo Miani e il commissario straordinario del MOSE Elisabetta Spitz. C'è la disponibilità che riteniamo importantissima del prefetto di tenere un tavolo permanente aperto
e fondamentale è la decisione del prefetto di diventare interlocutore primario anche nei confronti del Ministero dei Trasporti, che è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Questo vuol dire che la scelta di rivolgersi alla prefettura, di chiedere un confronto trasparente sul futuro di 224 lavoratori, sul fatto che Tethys non può essere svenduta e sul fatto che ci deve essere chiarezza sull'incorporazione di Comar, è all'attenzione del prefetto e speriamo finalmente all'attenzione del governo. Sala operatoria solo a giorni alterni perché i medici sarebbero sotto organico e salta l'intervento programmato, la denuncia della figlia di una 83enne di Mestre. Mia mamma ha avuto il giorno 20 a casa una caduta e quindi una doppia frattura a entrambe le anche. Fino ad oggi stiamo aspettando l'intervento per la frattura scomposta. La mamma di Arsine è una signora disabile di 83 anni con diverse fragilità. Una malattia autoimmune del sangue, 2 protesi alle anche ed ora anche la doppia frattura scomposta. All'Angelo di Mestre attende di essere operata dal giorno del ricovero, cioè dallo scorso 20 giugno. Intervento programmato dal 5 luglio per il giorno 6, ma poi annullato perché mancherebbe la disponibilità della sala operatoria. Perché? È la stessa figlia Arsina a raccontarlo dopo aver ricevuto la telefonata del medico. In questo caso siamo tutti nella stessa barca, noi come pazienti e loro come operatori che hanno difficoltà a lavorare, a essere messi nelle condizioni di lavorare veramente, perché mi dicevano che la sala operatoria non è sempre disponibile, è disponibile per mezze giornate, a giorni alterni che sono in sottorganico. Arsine sostiene di parlare non soltanto a tutela della mamma e dei pazienti in generale, dice, ma si farebbe latore anche dei medici che, anzi, a suo dire, l'avrebbero esortata a rendere pubblico il loro malcontento. Un altro medico che mi ha veramente esortato a denunciare questa situazione mi si stava dicendo anche che se poi ci sono delle urgenze, perché comunque è un periodo estivo, ci sono traumi, ci sono incidenti per cui ci sono delle urgenze, le sale operatorie vengono occupate per questo, anche operazioni di una certa priorità subiscono un ritardo e quindi siamo in lista d'attesa. Ebbene, vedo il collasso dappertutto. Questa è un'esperienza che tutti noi stiamo vivendo sulla nostra pelle, dai medici di base, dai pediatri, dalle lungaggini per quanto riguarda le analisi, e questo veramente è un grido non perché la mia situazione è così, ma perché siamo tutti coinvolti, ci stanno togliendo il diritto alla cura, il diritto alla salute, la dignità della persona e non dobbiamo essere soli in questo momento che già di per sé è molto difficile. E l'ULSS 3, da noi contattata sul caso, ha risposto che l'83enne verrà operata domani nel giorno fissato. In generale va ricordato che l'ospedale dell'Angelo è il centro di riferimento provinciale per la traumatologia. Giungono all'Angelo le persone ferite di tutti i più gravi incidenti sul territorio. Può succedere che una situazione di emergenza in cui sia in ballo la vita di persone arrivate in urgenza impegni anche a lungo sale ed equip operatorie. In questo caso è inevitabile che sia riprogrammato, che si riprogrammino alcuni degli interventi per l'appunto programmati. Questa la risposta dell'ULSS 3 interpellata. Vi do un aggiornamento sulla tragedia di Santo Stefano di Cadore, quella famiglia di veneziani travolta nel pomeriggio, 3 i morti, tra cui un bambino di 2 anni. Il vice premier e ministro Matteo Salvini si dice profondamente colpito e addolorato per la tragedia successa per l'appunto nel pomeriggio. Mi stringo ai parenti delle vittime e a tutti i loro cari e prego che il bilancio non si aggravi. Così il ministro Salvini sulla tragedia di Santo Stefano di Cadore. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali e conto la rovescia per l'attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Parco San Giuliano di Mestre, già esauriti tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione. Ilaria Marchiori. Tutto pronto qui al Parco San Giuliano di Mestre per il concerto di domani sera dei Pinguini Tattici Nucleari. Si attendono 60.000 persone, ingresso vietato alle telecamere. Si tratta infatti del primo tour del gruppo negli stadi che partirà proprio da Mestre con la data 0. Qualche anticipazione, spoiler per i più moderni, arriva proprio da uno dei musicisti arrivati alcuni giorni fa per le prove, Riccardo Zanotti, autore del gruppo. È una roba incredibile.
Solo guardarlo mi mette paura, ma anche eccitazione. Che vista! Mobilitata la macchina della sicurezza. La città è in fermento, soprattutto dal punto di vista organizzativo, affidato a Vela. Il sindaco ha firmato un'ordinanza. Dalle ore 12 di venerdì alle 3 di sabato sarà vietata nell'area del concerto la somministrazione e la vendita di superalcolici, l'introduzione di bottiglie in vetro o plastica con tappo e lattine. Vietati anche i cosiddetti spray al peperoncino o sostanze sintetiche che producono gli stessi effetti. Già esauriti tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione. Nel sito del comune è possibile trovare tutte le 7 aree di sosta per quasi 7.000 posti auto e sarà possibile anche prenotare il parcheggio online. Quasi 80 volontari della protezione civile impiegati per fare in modo che l'afflusso delle persone sia il migliore possibile. Naturalmente ci sarà anche un bici park totalmente gratuito, quindi un invito ad arrivare in bici o a piedi al parco, e dei parcheggi più distanti invece ci sarà un bus navetta. Disposto anche lo stop a ogni forma di commercio e somministrazione itinerante e anche artigiana all'interno del perimetro. Eventuali violazioni saranno passibili di sanzione pecuniaria tra i 25 e i 500 euro e della confisca dei contenitori e degli oggetti vietati. Sperando che sia una buona serata e che tutti i cittadini e tutte le persone che verranno al Parco San Giuliano venerdì sera possano godersi una buona musica e stare in compagnia. Il tempo stringe, non riesco a parlarvi del rapporto statistico regionale sull'inverno demografico. Ovviamente vi stiamo raccontando quanto è successo nel pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, questa famiglia veneziana che è stata falciata sulla strada da un'auto, 3 le vittime, tra cui un bambino di 2 anni. Vi daremo tutti gli aggiornamenti anche nell'edizione di Treviso. Restate quindi con noi, adesso il meteo. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Gli ultimi aggiornamenti danno la conferma. Andiamo verso una nuova intensa ondata di caldo africano con tempo più stabile. Il dettaglio di venerdì 7 luglio. Sul Veneto deciso aumento della pressione atmosferica. Sarà infatti una giornata ampiamente soleggiata ovunque. Non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o velato. Temperature in graduale aumento, minime tra 12 e 20 gradi, massime sui 26-31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui non mancherà il sole ovunque, il cielo sarà sgombro da nubi solo con qualche innocua velatura. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.